Buonasera e benchiatas con Gnovis. Noi di fa per Patrick Caon, il motociclista di 48 anni che è stato vittima di un incidente stradale grave a Manzan. Insieme alla sua moto la battuta quindi un pal de luz finita a tiere le sue condizioni ieri insomma dormanta gravi se è stato portato in ospedale dove che però buonore le spirate. Sul look dell'incidente ieri intervenuti i carabinieri di Palme e guardis dal FUC, dal distaccamento di Cividate. Incidente domestic grave a Lucinis, dove che un uomo all'era da ora fa lavori domestici alle golate dalla terrace di un'altezza di più di 3 metri, con un trauma cranico grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza di Gurizia e le soccorse che ha portato il ferito all'ospedale di Cattinara, presenza anche le agenzie di polizia di Stato per accertare le cause dall'incidente. Anche mo senza risultati le ricerche di Raffaele Conserva, l'anziano di 100 cao maggiore, sparito sabato a Chions. L'uomo si chiamava in la macchina de badante, intanto che ieri a messa, quando che le fure, si è inviato facendo in cur perdi le sostracis. Il prefetto di Pordenone, Domenico Leone, l'ha garantito che le ricerche saranno in avanti finché l'uomo di 85 anni non venirà chiatato. Diversi squadre saranno con le operazioni che sono da ora concentrarsi in te zone dal Flum Sil. Al lavoro anche una decina di chians di ricerca e un elicottero dei Suarez dal FUC di Vignese. Ilaris colpisce anche molto al Friuli orientale, il dignot dos abitazioni primarias hanno avuto la visita dai malviventi che sono arrivati a schiampare con 200 euro in un cash e 250 in che l'altri. Dopo aver bottinato gli schiasi, Ilaris hanno sfonderato anche un veri dall'auto perché gli ha in tal via lut, ma c'è in roba nuie. A Buri invece i malviventi hanno cercato di entrare in una chiesa, sfonderando la serradura con un trapino, i proprietari di chiase all'armasa rumorio a mettusi in fuide. Un adolescente è stato aggredito a Cividate di un gruppo di fantaccius foresti che lo hanno chiappato di smire per motivi non conosciuti. In difesa del giovane è intervenuto il pari, di polizia in servizio in tal commissariato locale che però è stato aggredito poco lontano dai stessi giovani. Sulla vicenda e sui motivi che hanno portato aggressione a indagini i carabinieri di Cividate. In Consiglio regionale è stata proponuta una mozione per domandare il blocco di qualsiasi spedizione di armi che partecipa dal porto di Trieste, via Slegit. A firmare la mozione è stato il consigliere Furio Onsel per rinnovare la domanda di giustizia per Giulio Regeni, il ricercatore di Flumisel torturato e copato in Egitto. La famiglia di Regeni ha ringraziato per iniziative. L'Italia è prima per l'acquisto di armi dall'Egitto e di Trieste sono passati mattianzis classificati tanche militari per 230 milioni di euro. In quinti questa mattina tra l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimaro e i sindaci dal Chianal de Cilline per discutere dallo sgleramento dalla di Barcis. È un problema mai deciduto di diversi decenni, l'ha commentato Scocimaro. Sono diversi progetti sulla tavola, ma le giusca sedin i sindaci a decidere i scenari più giusti. I primi cittadini come si daranno ad in una tavole tecniche per arrivare a una concertazione sul futuro dall'AT. A Somiglia Unli Ostaris che hanno aderito al terzo appuntamento con i stadi San Martino in Ostarie per rinnovare le tradizioni contadine antiche tan cinture in Friuli. Ogni dune delle realtà si proponerà di ieri a domenica un menù pensato ad hoc e accompagnato di una proposta di vin con presis calmirazze. Per occasione, con la collaborazione del sportello linguistico regionale per lingue furlane de Arlef, sarà fatta anche un menù per furlani in bande di Kel in italiano. E riguardo a queste iniziative, ho sentito Marco Zorati, presidente di Confesercenti Udin. Terza edizione di questa manifestazione in Osteria San Martin, anche Chiastini e Bonvin. Sì, vendete che questa terza edizione, che comprende 21 ostaris, dunque una partecipazione vera importante, e anzi una grande richiesta da bande dei consumatori, dei clienti che domandano dove le brochure per poter fare un tour enogastronomico e scegliere c'è che hanno di mangiare, c'è che hanno di bevi e da che hanno di passare il loro tempo insieme in compagnia con i loro amici. Sono ridotto altri puntini a
avere un'attrazione anche per i giovani, perché i sostaris non si rivolgono alla vecchia generazione, ma anche ai giovani che attiati finalmente tornino a gustare e a bevi e anzi a chiacchierare a furlan che non è mai male. Dai locali, dice Asi, di tutti gli sbandi è difficile, ma la roba è poi difficile e sarà trasmetti, perché anche uno stir al va via, si distudia un elus e si accende un drago, perché lì vengono i cinesi. Il rapporto ecosistema urbano di Legambiente al premio il Friuli Vignesi e Giulie. In te fotografie des prestazioni ambientali dal paese, pordenone al setting poes nazionale, anche secondo esposizioni in manco di spieta l'anno passato. Trieste Udine sono al 15° e al 18° posto, intanto che al 30° è Gurizze, che appete dal 2021 e guadagna 2 posti. La classifica è buttata giù sulla base di DAZ, anche qualità dall'aria, qualità de aghe, refuduns, mobilitat, ambiente urbano e energie. E per usgnot alle tutte, grazie per l'attenzione, buone serate, arrivederci.